Buon pomeriggio, nei titoli gli argomenti che tratteremo in questa edizione di TG10. 2 fermi per l'omicidio di Antonio Barbieri, 26enne deceduto in seguito all'agguato compiuto a Corigliano Rossano il 12 gennaio scorso. Il movente del delitto sarebbe di natura passionale. Motivi personali alla base dell'omicidio di un 37enne di Scandale nel Crotonese, ucciso a colpi d'ascia da un 31enne che in caserma ha ammesso le sue responsabilità. Continua a Crotone la protesta degli ex lavoratori del call center, ai quali non è stato rinnovato il contratto, 400 i posti di lavoro persi. La visita del ministro Bonisoli a Cosenza, i fondi per il centro storico ci saranno, ma il ministro vuole prima valutare i progetti. Si dimette il vice sindaco di Torianova, Carmela Patrizio, lascia per motivi personali, il sindaco Scionti prepara il rimpasto di giunta. Una giovane attrice cosentina nel cast di Liberi di scegliere, la fiction con Alessandro Preziosi. Buon pomeriggio dalla redazione TG10, lo avete sentito, un'ampia pagina di cronaca in apertura di questo telegiornale, 2 storie, entrambe con un motivo passionale sullo sfondo, 2 storie però molto diverse. La prima, quella che avete sentito in ordine cronologico nei titoli, è il giallo, l'omicidio di Antonio Barbieri, 26enne deceduto dopo giorni dall'agguato che è stato compiuto a Rossano il 12 gennaio. 2 persone sono state fermate dalla polizia e appunto il movente del delitto sarebbe di natura passionale. Vedremo le immagini della conferenza stampa, ascolteremo le voci nel servizio Sabba Baldino che è appena rientrata in redazione, sta terminando di confezionare il servizio. Ci occupiamo dell'altro caso di cronaca, è un omicidio che è avvenuto ieri sera nelle campagne di Scandale. Un 37enne è stato vittima di un agguato, non è tornato a casa, i genitori si sono allarmati per la sua assenza, poi anche in questo caso una svolta, in questo caso immediata, con la confessione da parte dell'autore del delitto, e anche in questa storia ci sarebbe alla base il motivo passionale, la gelosia. Sentiamo. Il cadavere di Giovanni Lucante, 37 anni, era riverso in questo terreno in una pozza di sangue, ucciso a colpi d'ascia in una zona di campagna a Scandale nel Crotonese. È stato lo stesso assassino fermato dai carabinieri a far ritrovare questa mattina il cadavere. L'omicidio risale presumibilmente alla giornata di ieri. La famiglia del 37enne, non vedendolo rientrare a casa, ha segnalato la scomparsa ai carabinieri che hanno ricostruito i movimenti dell'uomo. La sera prima la vittima si era incontrata con un amico ascoltato nel corso delle indagini dal comandante della locale stazione dei carabinieri, ma qualcosa nel suo racconto non ha convinto gli inquirenti. Il nervosismo, le contraddizioni non sono sfuggite agli investigatori. L'uomo, un 31enne del posto, ha capito che ormai non poteva più nascondere il suo gesto. Sentendosi il fiato sul collo, questa mattina è tornato in caserma per confessare il delitto. Ha così portato i carabinieri nelle campagne di Sant'Anastasia, indicando il luogo dove si trovava il cadavere. La vittima lavorava in un terreno di proprietà del presunto omicida. Ieri tra i due sarebbe scoppiata una lite, pare per motivi passionali, al culmine della quale Giovanni Lucante è stato colpito con un'ascia. L'autore dell'omicidio, resosi probabilmente conto della gravità del gesto, si è allontanato. Questa mattina però, come dicevamo, è crollato, raccontando tutto agli inquirenti. Passiamo adesso invece alla pagina del lavoro, torneremo poi alla cronaca perché continua a Crotone la protesta degli ex lavoratori dei call center ai quali non è stato rinnovato il contratto. Ci siamo occupati di questa vertenza nei giorni scorsi, un sit-in che va avanti perché sono 400 i posti di lavoro persi. Sentiamo. Siamo a Crotone davanti al call center Abramo, la Datel. Ci sono 400 persone che purtroppo perderanno il lavoro perché non è stato rinnovato il loro contratto a tempo determinato. Oggi c'è un sit-in, ce ne saranno nei prossimi giorni, ce ne sono già stati tanti altri. Noi sentiamo adesso i sindacati, cerchiamo di capire che cosa sta accadendo, quali sono le proposte per salvare il lavoro di questa gente, salvare il lavoro di tante persone che qui a Crotone davvero non hanno un'altra alternativa. I 400 posti di lavoro sono già spariti, quindi non si rischia, perché da luglio a oggi solo su Crotone sono già andati via 400 posti di lavoro. Non sono licenziamenti come erroneamente si dice, sono scadenze contrattuali che in virtù della nuova norma non possono più essere rinnovati, quindi o stabilizzazione
o disoccupazione. Noi siamo dall'idea che il problema vada risolto a livello nazionale con un intervento ad hoc per i call center e nello stesso tempo chiediamo dei tavoli tecnici con le aziende interessate, oggi in Calabria come ieri a Catania, lunedì anche in Puglia. Questo è un problema che purtroppo stiamo riscontrando in tutte le aziende, quindi per noi è necessario questi tavoli tecnici fra aziende, agenzie in somministrazioni che inviano i lavoratori in missione verso queste aziende e sindacati, affinché si possa trovare anche una soluzione tecnica utilizzando al meglio il contratto firmato da pochissimo, che ci darà la possibilità di non lasciare nessuno a piedi. Questo soprattutto per una città come Crotone è un grande problema, perché questo è l'unico insediamento, voglio dire, che dà lavoro ad oltre 3.000-4.000 famiglie. Noi avevamo già chiesto al governo soltanto una piccola modifica, che era quella di consentire alla contrattazione aziendale di secondo livello di poter derogare sulle causali, che è quello che sta bloccando i rinnovi. Questo non ci è stato consentito, però se il governo vuole può intervenire, perché noi vogliamo combattere la precarietà come lo vuole il governo, però se ci sediamo possiamo certamente trovare le soluzioni più appropriate. È finito da pochi minuti l'incontro a Cosenza tra il Ministro per i Beni Culturali Alberto Bonisoli e le associazioni della città dei Abruzzi, in programma nella sala dell'Accademia Cosentina. I fondi per la parte vecchia della città ci sono, ha detto il Ministro, ma voglio valutare i progetti. Sentiamolo intanto ai nostri microfoni. I 90 milioni arriveranno? I 90 milioni ci sono e noi li vogliamo spendere tutti. Io voglio finire il mio lavoro con i cassetti vuoti. Quindi fondi destinati e allocati, non spesi, ce ne sono troppi in giro per l'Italia. Questo è un problema che abbiamo a livello di pubblica amministrazione e dobbiamo spenderli tutti, ma con un senso. Queste saranno le domande con cui io stimolerò quelli che sono gli enti locali. I tempi, Ministro, di questo stanziamento dei 90 milioni? Allora, i soldi sono pronti, cioè noi non abbiamo problema di cassa in questo momento, sono già stanziati, dobbiamo partire. Il primo passaggio è di fare un incontro preliminare che faremo a Roma. Sto pensando di farlo la prima di febbraio, non so se ci riesco, forse devo slitarla alla seconda, però per la metà di febbraio vorrei avere fatto questo primo passo, dove faremo le domande, quindi in quella fase non ci saranno ancora delle risposte o probabilmente magari ci saranno delle risposte parziali, ma quello è il momento in cui fare delle domande e le domande sono quelle di cui vi stavo parlando prima, cioè vorrei vedere una visione per il centro storico, chiederò se è possibile immaginare magari delle attività che possono essere nel centro storico. Quello che vorrei, in poche parole, noi spendiamo dei quattrini, ma la visione che dobbiamo avere è di quello che sarà il centro storico tra 30 anni. Questo quindi mi interessa fino a un certo punto, adesso prima si faceva la battuta sull'Ovovia, no? Può andare bene, può non andare, non ne ho la più pallida idea, non è questo il punto. Il punto è qualsiasi cosa noi andiamo a spendere ha senso in una visione del centro storico tra 30 anni oppure no? Perché se non ha senso noi stiamo sprecando i soldi dei contribuenti e questo non va bene. Questo è uno stralcio dell'intervento del Ministro Bonisoli a Cosenza. Nelle prossime edizioni del servizio completo sulla visita del Ministro per i Beni Culturali. Adesso torniamo a occuparci della Diga del Melito, un'opera che la Calabria attende da anni. Oggi è intervenuto anche il consigliere regionale Orlandino Greco, che ha annunciato di aver presentato in merito una mozione in Consiglio regionale. È necessario, dice, completare l'opera. Naturalmente servono risorse economiche, anche in questo caso. Sentiamo. Questa è la diga sul Melito, un'opera avviata negli anni '80 dalla Cassa del Mezzogiorno e poi abbandonata. Contenziosi e beghe burocratiche hanno fermato i lavori di quella che potrebbe essere una delle più grandi dighe italiane, un'opera strategica che oggi però è una grande incompiuta. Eppure il completamento della diga consentirebbe di risolvere gli annosi problemi idrici delle città di Catanzaro, Lamezia e degli altri comuni del comprensorio. Per completarla però servirebbero circa 550 milioni di euro, come ricorda anche il consigliere regionale Orlandino Greco, che sottolinea la necessità di realizzare l'importante opera. Greco annuncia di aver depositato una mozione da discutere in Consiglio regionale che impegna la Giunta regionale ad avviare, con il supporto del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, le procedure burocratiche e amministrative per il finanziamento e il completamento dell'opera. Il consigliere regionale sottolinea che con 19.000 ettari di superficie dominata, 16.000 ettari di superficie irrigabile, circa
40 milioni di metri cubi di acqua da destinare all'uso potabile e all'irrigazione della fascia ionica catanzarese dell'Amitino, la diga sul Melito sarebbe un'infrastruttura fondamentale per lo sviluppo e l'occupazione della nostra regione. Per Orlandino Greco dunque è oggi prioritario avviare il completamento dell'opera, valutando concretamente la possibilità di inserire la diga sul Melito tra le opere strategiche europee, così da accedere alle opportunità di finanziamento garantite dalla Banca Investimenti Europei. E adesso facciamo un passo indietro, torniamo alla cronaca, vi raccontiamo la storia delle ultime ore di Antonio Barbieri, questo giovane di 26 anni che era tornato nella sua Rossano. Lui era partito per lavoro da qualche mese e ha trovato la morte. A ucciderlo, secondo gli inquirenti, comunque a determinarne la morte, 2 persone che sono state fermate. Il movente del delitto sarebbe di natura passionale. Sentiamo, Rosalba Baldino. Sono entrambi pregiudicati, 2 fermati dalla polizia la notte scorsa a Corigliano Rossano. Hanno confessato prima l'uno, dopo qualche ora l'altro. Hanno sparato ad Antonio Barbieri, 26 anni, ucciso il 12 gennaio scorso in via Bruno Buozzi. Le sirene delle volanti squarciano il silenzio della notte nella città dello Ionio. Sono tornato alle 4 del mattino, dice il procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla in conferenza stampa ai giornalisti in questura a Cosenza. Movente passionale per il fatto di sangue. A premere il grilletto sarebbe stato Cristian Filadoro, 28 anni, fidanzato dell'ex ragazza di Barbieri, accompagnato da Vincenzo Fornataro. Per gli inquirenti l'omicidio è stato premeditato. È certamente un omicidio premeditato da quello che abbiamo ricostruito, perché è stata organizzata quindi questa azione punitiva, non solo con la predisposizione dei mezzi, diciamo, dell'arma eccetera, però fortemente voluta anche nei tempi di arrivo sul posto, perché la vittima stava andando via, quindi probabilmente non l'avrebbero più beccato. In un clima di omertà, come sottolineato dagli inquirenti, sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza a fornire gli elementi utili per la risoluzione del caso. Per il delitto usato una 146. Abbiamo individuato dal colore della macchina, le prime macchine, abbiamo visto chi aveva intestato determinate macchine. Fino all'altro giorno siamo riusciti a individuarla, questa macchina era occultata ed era pronta per essere bruciata, quindi siamo arrivati appena in tempo. La persona l'abbiamo trovata a poca distanza con degli stracci bagnati, quindi già l'avevano ripulita, ci avevano già probabilmente fatto qualcosa per far sparire tutto, però siamo riusciti a beccarla e questo è stato fondamentale perché i particolari dell'auto sequestrata, grazie ad alcuni filmati che abbiamo acquisito, ci dà la prova che l'auto ha fatto tutto il percorso, che è entrato negli orari compatibili con cui è successo l'evento. Barbieri era stato ritrovato al posto di guida nella sua automobile, ferito con 2 colpi di pistola alla testa, è morto nei giorni scorsi all'ospedale di Cosenza. Si è dimesso il vice sindaco di Tarianova Carmela Patrizio, che lascia per motivi personali. Il sindaco Scionti sta preparando il rimpasto di giunta. Sentiamo. A prima vista potrebbe sembrare una crisi amministrativa importante, uno strappo inconciliabile, ma non è così. Le dimissioni del vice sindaco di Taurianova, Carmela Patrizio, ufficializzate ieri con una nota stampa, sono state programmate nei minimi particolari come un risico politico all'interno della coalizione che sostiene il sindaco Fabio Scionti, che prefigurerà inevitabilmente e in prospettiva un rimpasto generale della sua giunta. È chiaro che il primo cittadino ha cercato di sgomberare il campo da ogni illazioni e congetture politiche, parlando di motivazioni personali nel passo indietro del suo vice, ma presumibilmente non è solo questo. Il possibile abbandono di un consigliere di maggioranza e la surroga di un eletto ostile al sindaco ha innescato il meccanismo che andrà a ridefinire l'assetto della maggioranza di centrosinistra taurianovese. Nei fatti l'oramai ex vice sindaco siederà sui banchi come consigliere perché prima dei non eletti, bloccando così ogni possibile scenario avverso all'amministrazione Scionti. Carmela Patrizio ricopriva la carica di vice sindaco e assessore con delega all'urbanistica, politiche del territorio, politiche abitative, arredo e decoro urbano. Il sindaco Scionti, nel congedarla, parla di dispiacere per le dimissioni, ma in modo sibillino fa sapere che la comunità taurianovese avrà ancora bisogno del lavoro e dell'essenziale contributo di Patrizio e sono certo, ammette, che questo non mancherà, quasi a sostenere che l'apporto del suo vice continuerà, ma in un altro ruolo, con molta probabilità da consigliere comunale di maggioranza.
maggioranza. Certo, per gli altri assessori inizia la sindrome della roulette russa, perché ad oggi tutti possono uscire dal rimpasto e nessuno è garantito. I 2 anni che mancano alla fine della consigliatura sono cruciali per presentarsi davanti all'elettorato con una giunta e un sindaco forte in un momento di grande difficoltà per la maggioranza di centrosinistra. Risicata nei numeri nell'aula consiliare, deve riuscire a pianificare tutto per non restare sotto con i numeri. I salti mortali per tenere in equilibrio la coalizione sono stati accurati in questi 3 anni, soprattutto con l'obiettivo di riuscire a tenere in piedi una maggioranza di centrosinistra in bilico fin dal primo momento del suo insediamento, con dei repentini cambi di casacca che si sono verificati dall'una e dall'altra parte degli schieramenti politici presenti nel Consiglio Comunale. E adesso i nostri 100 secondi con altri fatti, altre storie di cronaca. Sentiamo. Aveva un tasso alcolemico 6 volte superiore al limite consentito. Lo hanno scoperto i carabinieri di Vazzano, che sono intervenuti nell'ospedale di Soriano Calabro per la presenza di un 32enne che, probabilmente in stato di alterazione psicofisica, stava creando problemi. Quando i militari sono arrivati, l'uomo si era già allontanato, ma hanno saputo che probabilmente era stato vittima di un incidente. I carabinieri lo hanno rintracciato e soccorso. Il suo comportamento li ha insospettiti. Dopo aver chiamato il 118, hanno compiuto accertamenti. Nell'ospedale di Vibo, l'uomo è stato medicato per piccole ferite. Dagli accertamenti etilometrici compiuti è stato riscontrato l'eccessivo tasso alcolemico. All'uomo è stata così ritirata la patente. Rischia una sanzione tra i 1.500 euro e i 6.000 euro ed è stato denunciato. I carabinieri della compagnia di Ciro Marina hanno eseguito a Crotone e Torino, nelle case circondariali di Catanzaro e Palmi, un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di autovetture rubate in Italia, simulandole l'importazione dall'estero grazie alla clonazione di targhe e documenti di circolazione di veicoli stranieri. Nell'inchiesta sono indagate in stato di libertà altre 12 persone ritenute responsabili a vario titolo di falsità materiale e ideologica, ricettazione e riciclaggio. I carabinieri forestali di Trevisacce, insieme ai carabinieri di Oriolo, hanno sequestrato il centro di raccolta comunale dei rifiuti in località Ponte Falce di Oriolo, usato a supporto del servizio di raccolta porta a porta effettuato dal comune. I carabinieri hanno riscontrato che era in atto una forma di gestione illecita di rifiuti, effettuata in difformità dei requisiti tecnico-gestionali previsti dalle norme. In particolare sono state riscontrate irregolarità sia per l'assenza dell'obbligatoria cartellonistica di personale addetto, sia per le modalità con cui i rifiuti venivano raccolti e raggruppati. Ultima notizia che parlava proprio di rifiuti, e di rifiuti parliamo, ma ci spostiamo a Gioia Tauro, vediamo. Esiste una via a Gioia Tauro, nella periferia est della città, alle porte del disagiato quartiere Ciambra, che viene considerata da molti come una discarica a cielo aperto, dove tutto si può lasciare per strada. In una città dove la raccolta differenziata è diventato ormai un sogno, dove non sempre la spazzatura viene recuperata quotidianamente, fa sì che molti cittadini, diciamo tra virgolette, molto tra virgolette, considerano via Fosso Mastro una sorta di isola ecologica dove tutto è possibile. Malgrado il tentativo di ripulirla, lo sconsiderato gesto di tanti si ripete e il risultato è questo: spazzatura di ogni genere lungo la strada. Il prefetto che guida la triade commissariale del comune, Antonio Reppucci, si è più volte lamentato e accusato che il 70% della popolazione gioiese non paga i tributi relativi alla raccolta dei rifiuti perché forse il servizio in questi anni non è stato mai efficiente, ma ovviamente questo non dovrebbe legittimare quei pochi o quei tanti che considerano parte della città una sorta di mondezzaio a cielo aperto. La strada sarà ripulita, ma in mancanza di un complesso di videosorveglianza statene certi che il problema si ripeterà, soprattutto in assenza di un'isola ecologica a norma per il conferimento dei rifiuti sequestrata dalla magistratura da oltre 2 anni. E tale realtà indubbiamente non aiuta a risolvere i problemi, ma ad accumularli come questi sacchetti della spazzatura. E adesso cambiamo argomento, introduciamo il nostro ospite, un ospite molto particolare. Do il benvenuto, il buon pomeriggio a Carol Mazzei. Buon pomeriggio. 10 anni, lei è un'attrice perché è reduce dalle riprese di una fiction che andrà in onda martedì sui canali Rai, Liberi di scegliere, racconta la storia di un giudice che ha cambiato la vita di una persona, una storia vera, un ragazzo figlio di un boss, e lei nel film interpreta la sorella di questo ragazzo, di Domenico. Lei è la piccola Teresa. Teresa, vediamo subito il trailer della fiction? Ok?
Buongiorno, sono contento che siate venuti. Cosa volete da me? Volevo solo parlarle, perché non vi sedete? Forza, sedetevi là. Mi potete aiutare con Giovanni? Mi avete chiamato per questo? No, signora, Giovanni ormai è maggiorenne e saranno altri magistrati a giudicarlo. Ma magari potete parlare coi suoi giudici. Voi lo conoscete, è un bravo ragazzo, poi vi ascolteranno. Io per suo figlio non posso fare più nulla. Beh, abbiamo riconosciuto Alessandro Preziosi e abbiamo riconosciuto Carol. Allora, che avventura è stata? Ti emozioni più a guardarti nella televisione che nel cinema? Allora, è un'emozione che è uguale per tutte e due le cose, ma in televisione un pochino di più perché insomma possono vederti molte più persone di quanto anche se non è il tuo unico film, perché hai già girato un film su Padre Pio che sarà presentato al Festival Berlino, questo possiamo dirlo, ci sono tanti altri progetti che non possiamo svelare, non possiamo, vero? No. E non lo facciamo noi, però insomma complimenti per questa avventura, non vediamo l'ora di seguirti in TV e ti auguriamo una grande carriera. Grazie. Intanto raccontaci questo film, com'è Alessandro Preziosi come attore? Tu hai avuto modo io ho avuto modo di conoscere tutto il cast, perché essendo uno degli attori non protagonisti, cioè sì, però i protagonisti sono quelli che iniziano e finiscono il film, non c'è un vero e proprio protagonista. Abbiamo tutti una parte molto importante e ognuno di noi ha importanza per il prossimo. Certo. Ad esempio, senza di noi non si spiegherebbe poi la crescita di Carmine Buschini e Federica Sabatini, che interpretano me e un altro bambino. Domenico e Teresa, sì, la più grandi, quando poi la vita va avanti. Domenico e Teresa, non sveliamo tutto anche se è una storia vera, prendono strade diverse. Sì, più o meno prendono strade diverse, perché io ieri ho visto il film. Ieri, no, perché un po' con la testa... Certo, tu arrivi fino ai 10 anni, poi ci sarà un'altra attrice appunto che... Sì, poi c'è un blocco di 7-8 anni. È chiaro. Poi non mi viene la parola. Però una bellissima avventura, insomma. Bel film. Molto bella. Anche i tuoi compagni lo seguiranno? Sì, credo hai sparso la voce. Grazie a Carol Mazzei e naturalmente appuntamento sempre ai nostri studi, magari per un prossimo film, una prossima avventura televisiva. E adesso vediamo insieme le previsioni del tempo per le prossime ore con gli esperti di meteoincalabria.it. Una debole seccatura atlantica tende a spostare il suo asse sul Mediterraneo centrale. Al suo interno si creerà un territorio fertile alla generazione di minimi depressionari che, con una frequenza sempre più incisiva, condizioneranno il tempo sulla nostra penisola e non solo, specie a partire dalla prossima settimana. Oggi nuvolosità variabile con spazio a schiarite, deboli piovaschi possibili sul Tirreno Cosentino e versanti ionici del Reggino e Basso Catanzarese. Temperatura stazionaria. Domani variabilità diffusa con ampie schiarite iniziali sui settori ionici del Crotonese, possibili addensamenti al mattino lungo tutti i versanti tirrenici, dove saranno possibili veloci deboli piogge. Temperatura stazionaria. Passiamo al comportamento di mari e venti. Oggi venti da libeccio ovunque, deboli sul Tirreno, tra deboli e moderati sullo Ionio, con mare tra poco mosso e mosso. Poco mosso, quasi calmo, il Golfo di Corigliano. Domani venti da maestrale sul Tirreno con mare poco mosso. Ventilazione settentrionale sullo Ionio con mare poco mosso il settore cosentino, mosso nei restanti settori. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci.